Questa ricetta sono le sarde innamorate, le sarde del Delta. È bellissimo arrivare giù al porto di Pila a vedere i pescherecci che arrivano con tutto il pescato che è bellissimo da vedere. Prendiamo le sarde, le apriamo con un coltello, sfilettiamo i due filetti, leviamo la lisca centrale e le lasciamo a bagno per un'oretta nel vino bianco. Questa operazione serve soprattutto per dare alla carne il colore più chiaro. Una volta che abbiamo lasciate a bagno, le scoliamo, le puliamo per bene, diamo la forma caratteristica del cuore, per cui chiudiamo i due filetti verso il centro a dare la forma del cuore e li riempiamo con del prezzemolo, un poco d'aglio. Facciamo cuocere il forno ventilato a 200 gradi. Se non abbiamo il forno ventilato, il forno statico a 210-220 gradi per 5 minuti, non di più. Una volta che sono cotte vanno servite e mangiate subito calde.